Salve a tutti, sono sempre il vostro caro Pietro Kociancic, sempre a fare i suoi video camminanti, sempre col cappello in testa, sempre con il suo tipico accento lucano. E oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta molto a cuore, cioè il mio onomastico. Perché? Perché oggi è il 29 giugno e quindi è San Pietro e San Paolo, vabbè, d'accordo, San Pietro e quindi il mio onomastico, perché io mi chiamo Pietro, non Paolo. E dunque, perché sto facendo questo video? Perché innanzitutto perché mi sono reso conto che in tanti anni di videismo non avevo mai fatto un video sul mio onomastico. Cambio braccio, come vedete sempre da conto la forma fisica. E poi perché ho pensato che fosse quindi l'occasione di esporvi alcuni dei vantaggi sottovalutatissimi del celebrare l'onomastico. Innanzitutto, prendete il mio caso, io sono nato a ottobre del 91, quindi giocoforza il mio primo onomastico è stato nel 92, a giugno. Di conseguenza ho meno onomastici che compleanni, no? Quindi cambio braccio. Questo è un consiglio che si può fare per esempio alle donne vanitose che non vogliono dire proprio la loro età. Dite il vostro onomastico, per esempio se siete nati a ottobre e avete l'onomastico a giugno, tipo Giovanni o Giovanna, che è il 24 giugno, potete fare questo stratagemma. Quindi vantaggio numero 1. Poi, altro vantaggio, è più facile fare gli auguri, ecco, perché voi sapete per esempio su Facebook c'è la roba che ti dice ogni giorno chi compie gli anni, però non è che tutti hanno sempre voglia di scrivere gli auguri a tutti, diciamoci la verità, o perché ti dimentichi, o perché dici lo faccio dopo e poi ti dimentichi, oppure dici sì però non sono abbastanza in confidenza. Invece, cambio braccio, se uno dice gli onomastici è più intelligente, perché visto che alla fine i nomi non è che siano così tanti, cioè, metà delle ragazze si chiama Giulia e le altre Maria, e quindi siamo già a posto da questo punto di vista. Maschi, vabbè, inventi un altro nome, ce ne sono anche lì 4-5, Uberto, Carlotto, Nazario e altri che non mi ricordo. Comunque insomma, tu basta che il giorno giusto scrivi auguri a tutti Tommaso e hai risolto il problema. Poi, visto, e questo è il secondo vantaggio. Terzo vantaggio è che a questo punto la gente dice: ah, non mi aspettavo che ti ricordassi il mio onomastico, ti scrive grazie mille, sei molto gentile. E se si chiama per esempio una Tommasa ci può scappare anche un appuntamento, se, vabbè, insomma, se era quello l'obiettivo. Io poi in questo momento mi sto rivolgendo ai maschi, che sono sicuro, cambio braccio, che ascoltano con attenzione i miei consigli in fatto di seduzione. Ultimo o penultimo, adesso non mi ricordo già più, vantaggio è che scrivendo così una cosa globale per tutti, senza stare tutti i giorni a scrivere un augurio diverso a chi compie gli anni, si spreca meno tempo seduti al computer, quindi puoi usare il tempo rimanente per fare esercizio fisico, che noi sappiamo che è la cosa fondamentale al giorno d'oggi. Cambio braccio. Infatti io tutti questi video li faccio sempre camminando, perché così posso sviluppare la mia forma fisica sempre di più, perché ormai è estate inoltrata da ormai 8 giorni e se non avete ancora iniziato a lavorare per la vostra prova costume, secondo me è molto grave. Quindi di conseguenza concludiamo questo video ringraziando quelli che mi hanno fatto gli auguri per l'onomastico, quelli che non me l'hanno fatto ma volevano farli e poi si sono dimenticati, come detto prima, quelli che recepiranno il mio consiglio e faranno questa cosa dell'augurio a tutti gli onomastici al giorno strategico, quelli che hanno fatto onomastico a qualche Pietro nel mondo, perché alla fine cioè, fai il compleanno, augurio a uno come se facessi a tutti gli altri, perché il nome è lo stesso. E ovviamente ringrazio tutti i Pietro del mondo, Pietro perché Peter, no, anche Peter, anche Pierre, anche Peter, anche Peder, perché è un nome bellissimo.
Dimenticavo qualcosa? Ah sì, beh, Paolo, vabbè, ciao.